Quell'animato litigio tra lui e lei in pieno giorno non è certo passato inosservato tra chi si trovava in via Monte Abetone a Favaro, anche e soprattutto per la comparsa di un coltello che ha separato le strade della coppia, entrambi italiani sulla cinquantina. Lei a bordo dell'ambulanza del SUEM verso l'ospedale con una ferita non grave, lui a bordo di una volante della polizia a cui sono affidate le indagini. Erano le 14, in giro c'era poca gente, ma la presenza di un bar e di un supermercato ha fatto sì che quando la lite è degenerata non mancassero i testimoni. Sul posto è arrivato anche il presidente della municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, che a prescindere dal caso in questione ha voluto ricordare come esistano strutture dedicate a cui ci si può rivolgere. Gli inquirenti faranno il loro lavoro, prima di sparare sentenze aspettiamo di vedere come vanno le cose, in ogni caso solidarietà e vicinanza a questa donna. Dopodiché invito tutte le donne che sono vittime di violenze domestiche e quant'altro, in questo periodo soprattutto dove c'è di tenere alta l'attenzione da parte di noi tutti, ma anche di rivolgersi ai centri antiviolenza del comune e di denunciare questi episodi di modo che poi possano essere messi in sicurezza e possano risolversi i problemi prima che si verificano aggressioni e purtroppo anche omicidi.